I semi di chia io li sto usando sempre, li vedete qua sotto, però io li metto in ammollo. Io qua dentro avevo aggiunto il latte vegetale, quello alle mandorle senza zucchero, mi sono comprata anche quello al cocco. Sostengono che vanno bene presi anche a digiuno nell'acqua, ok? Io però non ho il coraggio di farlo, quindi preferisco usare questa tecnica abbinata ai fiocchi di quinoa o una granola fatta in casa, e mi trovo meglio così. Anche all'avena, mischiati anche all'avena con il latte vegetale, diventano una base budinosa gelatinosa per aggiungerci frutta fresca, frutta secca e Power Boost sciolto d'aragave. E per me è una colazione top, bowl proteica.